tutti, ciao a tutte, io sono Anna e sono una studentessa del liceo Morin di Mestre. Oggi come studenti e studentesse di questa città, come coordinamento degli studenti medi, abbiamo scelto di mobilitarci proprio qui davanti all'ufficio scolastico regionale e l'abbiamo scelto di fare in questa che è una giornata simbolo, la giornata dello studente. Oggi, come ogni giorno, rivendichiamo un diritto allo studio che sia reale, che sia effettivo, un diritto allo studio che sia accessibile a tutti e che sia accessibile a tutti, a tutte, che sia in presenza nelle nostre scuole, tra i nostri banchi, nei nostri corridoi. Sappiamo però che la scuola italiana, come sempre, viene lasciata indietro, viene lasciata all'ultimo posto a ricoprire il ruolo di ultima ruota del carro. E in questi anni, taglio dopo taglio, riforma dopo riforma, non hanno fatto altro che distruggere il mondo della scuola e distruggere il mondo dell'istruzione. E quest'anno è stato, pensiamo, un esempio lampante di questo, perché infatti ci stiamo ritrovando a fare lezione in didattica a distanza per la seconda volta a più di 8 mesi dall'inizio della pandemia, 8 mesi in cui tante cose potevano essere fatti, tanti investimenti dovevano essere fatti, ma niente è stato fatto. E come al solito a pagare le conseguenze di tutto quello che non è stato fatto siamo noi studenti, siamo noi studentesse. Ecco, quello che vogliamo dire, anche oggi abbiamo appunto fatto questo patibolo proprio perché pensiamo che sia esattamente questa la situazione della scuola italiana oggi, che appunto in questo momento è al patibolo. La scuola italiana sta morendo e il diritto allo studio ci sta venendo negato. Grazie. Infatti sembra paradossale, ma il Ministero è riuscito a togliere dalle scuole perfino educazione ambientale, educazione sessuale e alle differenze. La scuola dovrebbe educarci oltre che istruirci e pertanto dovrebbe fornirci tutti gli strumenti per leggere e comprendere il mondo in cui viviamo. Il Ministero dell'Istruzione ha tolto alla scuola anche gli spazi, inserendo la DAD e tenendo quest'ultima come unica soluzione. Altre soluzioni ci sarebbero, come la riqualifica di spazi abbandonati, in disuso come l'ex CUP e l'ex scuola De Amicis. Questa soluzione permette di evitare le classi pollaio e in più creerebbe nuovi posti di lavoro per docenti e personale altro. Un altro problema, che era già presente prima del Covid, era quello della mancanza dei professori e questa mancanza porta incontinuità nella didattica a causa del susseguirsi dei supplenti. A settembre molti di noi si sono trovati con un corpo docenti composti da pochi insegnanti e molte materie scoperte. Anche quando il corpo docenti per una classe è completo, anche in situazione non di Covid, ai professori italiani sono affidate troppe classi e troppi studenti. In questo modo i professori non possono dedicare la quantità di tempo che dovrebbero ai propri studenti. Questo porta alla mancanza di supporto nello studio, di disponibilità nel ripetere o approfondire. Non tutti in una classe imparano agli stessi ritmi ed è impossibile pensare che i professori non siano reperibili al di fuori di quelle 2 ore settimanali che spendono a spiegare le lezioni. Riprendendo il discorso della mancanza di supporto, oltre ad assumere più insegnanti e ad adattare gli spazi che andrebbero ampliati per ridurre il rapporto quantitativo tra insegnanti e studenti, è necessario attribuire alle scuole personale che si occupi di nuove figure professionali, dedicate al supporto emotivo e mentale, come consulenti scolastici o psicologi a disposizione di noi studenti. I professori non sono formati per insegnare certi temi, per esempio educazione civica, che da quest'anno farà parte del curriculum scolastico, con un peso a sé. Riassumendo, abbiamo bisogno di più insegnanti, meglio qualificati, informati sul mondo attuale che ci circonda, in grado di formarci a 360 gradi. Abbiamo bisogno di nuove figure professionali che aiutino a far diventare la scuola non solo una fabbrica per la creazione di automi pieni di informazioni, ma di adulti in grado di capire, rispettare e far progredire l'intelligenza collettiva.
Ecco, un'altra problematica della scuola di cui vorremmo parlare in questa giornata simbolica è quella dei trasporti. Siamo qui oggi come studenti e studentesse davanti all'ufficio regionale scolastico per manifestare simbolicamente, per dimostrare per manifestare il nostro dissenso davanti alla scelta da parte della gestione statale di riattivare la didattica a distanza come soluzione per alleggerire i trasporti, per diminuire i contagi, per rappresentare simbolicamente come questa scelta sia il colpo di grazia che uccide finalmente la scuola e il diritto allo studio nel mezzo di una pandemia. L'ultimo pezzo che ci è stato tolto del diritto allo studio è la cura. La cura che dovrebbe essere garantita a tutti e tutti a 360 gradi non lo è mai stata e non lo è nemmeno ora. A settembre siamo tornati tutti e tutti sui banchi di scuola, in presenza, trovandoci davanti a una scuola totalmente impreparata e mal organizzata per affrontare una situazione così delicata. Ci siamo ritrovati senza strumenti necessari ad assicurare la nostra sicurezza. Non c'è stato garantito un presidio sanitario fisso nelle scuole che fornisca tutto il materiale utile per l'emergenza e i tamponi rapidi promessi non sono mai arrivati. In più, i problemi presenti già prima della pandemia non sono stati risolti. La mancanza di spazi, le classi pollaio e il poco personale. Tutte problematiche che potevano essere benissimo risolte. Sono rimaste immutate, mettendo a rischio la salute di studenti e studentesse.